Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? E allora siamo andati a fare un bellissimo picnic, poi è arrivata la pioggia, avevamo preparato tutto e siamo dovuti tornare a casa, ma ce la siamo goduta lo stesso. Ci canta Nino Ferrer con Le Cornichon, questa fantastica sigla della più bella trasmissione che la radio abbia mai concepito nel corso della sua centenaria storia. Benvenuto e ben trovato al professor Fabrizio Pezzani, ve l'ho annunciato prima, lo ringrazio per la sua consueta disponibilità e presenza. Grazie professore, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, siamo in telefonica quest'oggi, ma non cambia la sostanza delle cose. Tu hai scritto un, a mio giudizio, interessantissimo, stimolantissimo articolo a proposito degli Stati Uniti, ma anche della situazione internazionale dal punto di vista economico e politico nel suo complesso. E hai usato una metafora che è relativa ad un vecchio film molto bello, tra l'altro, di John Ford, no? Con due attoroni incredibili, John Wayne e Henry Fonda, no? La metafora è quella dell'Occidente come Fort Apache. A un certo punto arriva il colonnello Turner, impersonato nel film da Henry Fonda, il quale, per la sua vanagloria, la sua boria, la sua volontà di dare una lezione agli indiani, no? Di farsi eroicamente vedere, a un certo punto conduce al disastro, mettiamola così. Allora, speriamo che l'esito non sia quello lì, però l'Occidente come Fort Apache è la metafora che tu hai utilizzato partendo da una serie di considerazioni. Allora, ci arriviamo al perché del Fort Apache, se sei d'accordo, ma io ripercorrerei proprio il tuo articolo perché tu parti da lontano, parti dal 1787, se non erro, e dall'azione di dazi che fu fatta con il Tariff Act di quel lontanissimo fine Settecento, no? I dazi, tu racconti nel tuo articolo, hanno una lunga storia, una storia già vista. Vogliamo partire da lì? Così ci fai tu un inquadramento storico anche della storia dei dazi, no? Perché i dazi avviati da Trump non sono nuovi, non sono una novità, assolutamente no, nella storia degli Stati Uniti. No. Relativamente agli Stati Uniti, allora, come hai accennato tu, nel 1789 venne fatta per la prima volta una Tariff Act che almeno sino alla guerra civile del 1861-65 prevedeva dazi che erano l'unica fonte di entrata per il governo federale. Solo alla fine dell'Ottocento aumentarono i sostenitori del libero mercato e per cui dal 1913 con l'introduzione per la prima volta di una tassa sul reddito i dazi non furono più considerati così fondamentali. Quindi era cessata sostanzialmente un prelievo indiretto attraverso i dazi con un prelievo diretto che era sulla tassa sul reddito. Quindi diciamo, professore, che per tutto l'Ottocento i dazi sono un'importante fonte delle entrate per il governo federale. Era praticamente l'unica fonte di entrate, insomma, no? Per cui sino al 1913 i dazi erano l'unica fonte di entrata a una tassazione indiretta perché tassava le importazioni. Dopo il crollo finanziario del 1929, la famosa crisi del 29, il presidente repubblicano Hoover approvò un atto, lo Smoot-Hawley Act, che introduceva dazi generalizzati e provocò immediatamente le reazioni di molti paesi europei, Spagna, Francia, l'Italia ancora no, e gli scambi commerciali con l'Europa si ridussero di 2/3 nel giro di 3 anni. Diciamo così che siamo oggi al déjà vu per certi versi. Siamo al déjà vu e tant'è che questa situazione che inasprì la Grande Depressione e il fallimento di alcune banche, una crisi economica che avrebbe poi favorito l'ascesa di ideologie estremiste come fu poi in Germania e in Italia, fecero crollare la popolarità di Hoover, che non venne rieletto e venne eletto al suo posto Franklin Delano Roosevelt, che firmò trattati di libero scambio con 19 paesi rilanciando l'economia USA. E nel 1995 si creò la World Trade Organization,
che comprende oggi il 97% del commercio mondiale dei beni e dei servizi e che ha come obiettivo l'abolizione o la riduzione delle barriere tariffarie. Di fatto Trump sta andando contro la Trade Organization, la World Trade Organization. Quindi lui fa queste operazioni in un contesto politico che però è profondamente cambiato dal punto di vista interno loro, cioè della loro dimensione economico-finanziaria, quindi vedi debito, e dal punto di vista globale, perché gli Stati Uniti non sono più una potenza unipolare, ma ci troviamo di fronte a una situazione di bipolarismo o pluralismo. Ecco, insomma, no? ti fermo un attimo, professore. Tu hai notato questo, no? Hai cominciato col dire che insomma l'azione di Trump oggi sulla questione dei dazi avviene in un contesto molto diverso rispetto a come poteva essere solo 10-20 anni fa, perché l'economia americana è gravata anch'essa da un debito enorme. Questo cosa significa? I dazi su questo debito come incidono? Allora, Trump si è trovato, come scrivo, come ho pensato, sostanzialmente la presidenza perché gliel'hanno lasciata fare, perché i democratici che sono stati al governo per 4 anni con Biden si erano resi conto del dramma del debito pubblico americano, che era cresciuto in modo pazzesco, cioè dal 2010 il debito era di 10.000 euro, adesso il debito passa 37.000 miliardi, insomma, no? E rappresenta una quota importante del debito mondiale. Per cui Trump si è trovato, basti pensare che gli interessi sul debito in 4 anni, dal 2020 al 2024, sono passati da 500 miliardi a 1.000 miliardi di interessi sul debito. Quindi il problema di Trump è stato quello di trovarsi sostanzialmente fra i carboni accesi. Quindi ha un debito che sta crescendo, e questo è ancora più importante, più rapidamente di quanto non cresca il debito mondiale. Il debito mondiale sono 77.000 miliardi, quindi il debito americano è il 35%, il 35-40% del debito globale. Quindi abbiamo una dimensione che è assolutamente fuori dalla comprensione. E loro cosa possono fare? Devono inventarsi delle entrate, no? E le entrate possono essere o un aumento delle tasse sui redditi o trovare altre forme di tassazione indiretta come sono i dazi. Cioè tu sostanzialmente metti una tassa su chi importa le merci e i servizi dall'estero e quella tassa diventa una entrata, fra virgolette, tassazione indiretta, perché vai a tassare i consumi e non tassi il reddito. In questa situazione di assoluta anomalia rispetto ai suoi precedenti, Trump ha fatto quel famoso Big Beautiful Bill Act. Sì, no? la legge di bilancio, insomma, la nostra finanziaria, per capirci. E in sostanza che cosa fa? Lui diminuisce, cioè fa esattamente il contrario di quello che avrebbe dovuto fare, cioè aumentare le tasse sui ricchi e cercare di ridurre la pressione monetaria sulle classi medie e povere. E lui fa esattamente il contrario, e cioè riduce il reddito sui ricchi e di fatto crea o leva dei favori che sono legati agli aiuti medici, all'Obamacare e alla sovvenzione per i consumi rispetto per le classi povere. Quindi lui fa un'operazione assolutamente contraria rispetto a quella che avrebbe dovuto fare, criticata da molti economisti, perché questa operazione che cosa genera di fatto? Un aumento significativo del debito, perché tu per ridurre le tasse rinunci a delle entrate e quindi le minori entrate che ti generano le minori imposte sul reddito finiscono per aumentare il debito pubblico. Quindi lui si trova sostanzialmente all'angolo. Questa è la realtà. Ecco, e poi il problema dei dazi
il problema dei dazi è che se lui li avesse fatti, se gli Stati Uniti li avessero fatti 25 anni fa, nessuno avrebbe detto nulla, perché gli Stati Uniti erano la prima potenza mondiale e quindi avevano un potere, fra virgolette, di ricatto estremamente elevato, contro cui tu non potevi fare nulla. Oggi invece gli Stati Uniti, make America great again, cioè gli Stati Uniti non possono più, questa è la realtà dei fatti, di diventare grandi come erano prima, non lo possono più fare perché hanno di fronte i BRICS, perché hanno di fronte l'Organizzazione per il Commercio di Shanghai. E qui poi ci soffermiamo magari più in dettaglio su questo, perché abbiamo visto tutti l'esibizione di potenza, no? Che è stata fatta sia allo SCO che successivamente alla parata della vittoria in Cina. Sì, con una attenzione però, caro Giulio, al fatto che di fronte a questa situazione di evidenza rispetto all'Occidente nessun giornale ne ha significativamente parlato. Se non in termini estremamente generici e superficiali. Se non in termini estremamente generici, allora, senza capire che si stava formando. No, poi voglio sentire il tuo parere e ci entriamo più in dettaglio, ma adesso voglio fare un piccolo passo indietro, perché tu hai fatto un'analisi della politica economica di Trump, sia sul fronte interno che sul fronte internazionale. Ecco, volevo fare un piccolo passo indietro e focalizzare un punto, no? Perché tu sottolinei un altro aspetto. A fronte del debito crescente degli Stati Uniti, che è un fardello mica da poco, perché noi sappiamo poi che molti disastri economici, finanziari, a volte anche bellici, nascono da situazioni di questo tipo. Bisogna stare molto attenti con questa questione, no? Che riguarda anche l'Europa, perché vedi Francia, vedi Germania, vedi anche noi, siamo messi molto male sotto quel profilo. In ogni caso, col debito non si scherza, perché è foriero di guai non solo finanziari, economico-sociali e di impoverimento delle popolazioni, ma anche di guerre. Quindi bisogna essere molto attenti a questo, e tu sei molto attento nel tuo articolo a questo aspetto, no? A fronte di questo debito crescente, e che cresce in maniera molto più che proporzionale rispetto agli incassi, cosa fa Trump, la politica americana? O meglio, la politica economica di Trump qual è? Quella di abbattere la spesa pubblica e aumentare, tu scrivi con i dazi, le entrate fiscali. È vero che le entrate fiscali, grazie a questa manovra, sono cresciute, ma l'avvio dei dazi, tu dici, ha avuto un effetto sulla spesa pubblica e sulla spesa delle famiglie. E il deficit commerciale sì è stato ridotto, ma la dinamica del debito non la riduci. Vogliamo spiegare un pochino questo aspetto più in dettaglio? Perché diciamo questa politica di abbattere la spesa pubblica e aumentare con i dazi le entrate fiscali non può funzionare? Non può funzionare perché è la storia, no? Qui sembra veramente la memoria storica è fondamentale. Chi non si ricorda la storia se la trova davanti agli occhi, insomma, no? Che cosa succede? Che aumentando i dazi, che vuol dire il costo dei prodotti importati, aumenta il costo degli acquisti da parte degli americani e aumenta soprattutto per quella fascia che rappresenta l'85% della popolazione americana, che è la classe media e le classi più povere, le quali, dovendo valutare se comprare un bene, che può essere il formaggio, che può essere il vino, che può essere qualsiasi altra cosa, è chiaro che si vedono aumentare il prezzo d'acquisto in presenza della riduzione di una loro capacità di acquisto. Quindi hanno meno soldi e con i meno soldi devono comprare dei beni che costano di più. È evidente che questa situazione crea un disagio dal punto di vista commerciale e riduce probabilmente quelle che sono le entrate commerciali degli Stati Uniti. Insomma, adesso avevano fatto scorte i supermercati dei beni prima che entrassero i dazi, adesso stanno finendo praticamente le scorte che hanno fatto e devono affrontare gli acquisti delle nuove merci con i nuovi dazi, e questo cambia. L'altro effetto conseguente qual è? Che l'aumento dei prezzi dei beni al consumo, beni e servizi al consumo, aumenta il tasso di inflazione. Aumentando il tasso di inflazione, inevitabilmente aumentano gli interessi sul debito pubblico americano
e per la prima volta in 30 anni i Treasury Bond, che sono i titoli di Stato ammessi dal mercato americano per coprire il proprio indebitamento, hanno superato il 5%, e quando tu cominci a pagare il 5% sui 37 mila miliardi di debito, sono delle cifre, e quindi è chiaro che questo problema crea di fatto una situazione molto pericolosa. Perché il debito, a mio parere, il debito degli Stati Uniti non è tecnicamente possibile abbattere il debito degli Stati Uniti con gli strumenti che hanno adesso. Questa per me è la realtà. Quindi che cosa succede? Che la situazione del debito tende ad aumentare. Tu, per coprire il debito, come facciamo noi in Italia, come fa la Francia, come fanno gli altri paesi, per coprire il debito devi emettere dei buoni del tesoro e sperare che questi buoni del tesoro vengano comprati dai risparmiatori. Che cosa sta succedendo? Che gli Stati Uniti non sono più quelli di 25 anni fa, per cui a fronte di un sistema, fra virgolette, non occidentale, rappresentato dalla Cina, rappresentato dalla Russia, dall'India, dal Sudafrica, dall'Iran e altri, che hanno detto chiaramente che vogliono avviare un processo di de-dollarizzazione mondiale e quindi abbattere il ruolo del dollaro o ridurlo significativamente come moneta di scambio. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe un processo di inflazione, come abbiamo detto, ma anche un processo di svalutazione del dollaro. Quindi, svalutando il dollaro, le importazioni con i tassi e con il dollaro maggiormente svalutato finiscono per costare ancora di più, e questo è di un'evidenza talmente lampante che a me lascia allibita la neutralità di giornali che non scrivono, si perdono in stupidaggini e non dicono la realtà, anche perché qual è il problema di fondo di questa azione di Trump? È quella di riportare l'attività manifatturiera che per 30 anni hanno portato in Cina, in Vietnam, in Cambogia, in Corea, quindi adesso si trovano a non avere un'attività manifatturiera interna. Questo è l'altro aspetto, no, che volevo sottolineare del tuo articolo. Tu sei molto chiaro su questo, anche con i dazi. Un altro scopo della politica di Trump, peraltro condivisibile a livello di principio, no, è quello di disincentivare la delocalizzazione, no, che negli ultimi 20-30 anni ha privato gli Stati Uniti delle attività di manifattura che sono crollate. È cresciuta la finanza, è cresciuto il settore dei servizi in senso generale, e però è crollata la manifattura. Allora tu scrivi: la finalità è condivisibile, raggiungere, diciamo, una maggior produzione domestica interna, ma i mezzi non sono quelli giusti, o no? No, perché tu per 30 anni, dal 1990 è cominciato il processo di delocalizzazione, ed è cominciato esattamente un anno dopo la caduta del muro di Berlino, quando gli Stati Uniti hanno pensato di essere onnipotenti e di vivere sulla finanza e non più sulla manifattura. Per cui cosa succede? Non è casuale che nel 1991 per la prima volta nella storia dei Nobel venne dato un premio Nobel alla finanza per gli studi sperimentali sulla finanza a Markowitz. Ora, che cosa succede? Che nel momento in cui tu per 30 anni hai fatto costruire delle filiere produttive in Cina, in Vietnam, in Cambogia, in Birmania, in Thailandia, in tutti quei posti lì, che cosa succede? Che le filiere produttive hanno dei costi e dei ricavi, quindi tu con i ricavi devi coprire i costi. Ora, oggi, se tu vuoi riportare la manifattura indietro, devi rifare le strutture produttive che non hai più, perché le hai lasciate 30 anni fa, e quindi fare delle strutture produttive occorre del tempo, e il tempo qui è denaro, e nel lungo tempo, come diceva Keynes, siamo tutti morti. Già. Allora fare delle previsioni
su questo genere. Non è possibile, anche perché... Cioè, diciamo che questa qui non è la bacchetta magica, anzi, tutto l'opposto. No, non è la bacchetta magica, perché anche l'altro problema che nessuno solleva è che tu non hai la manodopera. Ecco, questo è un punto. Questo è un punto che mi ha colpito molto nel tuo articolo, è un punto che mi ha molto colpito. Manca la manodopera specializzata. E tu non la crei dall'oggi al domani. Come fai a trovare una manodopera specializzata come quella cinese ai costi cinesi? Non è possibile, perché tu devi rifare la struttura, trovare la manodopera, e nel frattempo gli altri non stanno fermi, vanno avanti, per cui esiste un punto nell'analisi economica esiste quello che si chiama un punto di pareggio. Il punto di pareggio in che cosa consiste? Consiste nel fatto che tu, quando avvii un'attività, hai dei costi fissi e dei costi variabili e hai un prezzo di vendita. Allora la domanda diventa: quanto devo produrre? Quante quantità devo produrre a un determinato costo e a un prezzo di vendita prima che le ricavi superino i costi, perché i costi iniziali li hai, cioè i costi fissi, hai i costi variabili e hai i prezzi di vendita. Quante quantità devo vendere? Sostanzialmente, come per semplificare, si potrebbe dire questo: prendiamo un aereo, no? Che fa un volo. Allora, questo aereo che fa un volo da New York a Parigi, prendiamo questo esempio. Per fare il volo tu hai bisogno di un aereo e quindi hai il costo di ammortamento dell'aereo, hai il costo fisso dell'aereo, poi c'hai il costo del personale di bordo, che sono i piloti, che sono le hostess, poi hai i consumi, che sono la benzina, che sono quello che serve, eccetera. Allora la domanda diventa: quanti passeggeri devo trasportare su quell'aereo a un certo prezzo, a un determinato prezzo, perché quel volo almeno sia in pareggio, e questo è il punto di pareggio. Poi tu, finché non arrivi a quel numero di passeggeri, tu perdi ogni volta che voli, e questo succede a chi vuole mettere in piedi un'attività produttiva partendo da zero. Quindi le considerazioni di Trump non sono realistiche. Allora, ti fermo un attimo perché abbiamo una pausa delle 11 e così facciamo in modo di ascoltarci anche l'ultimo dei 3 pezzi di Darius Milhaud che erano in programma. Quest'altra composizione la dedichiamo a Pierluigi Bersani perché si intitola Le Bœuf sur le toit, il bue sul tetto. Non è il tacchino di Bersani, ma siamo da quelle parti lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
lasciamo lo splendido Darius Milhaud e naturalmente l'ex ministro Bersani con il suo tacchino o bue che dir si voglia sul tetto e torniamo invece a cose molto più pratiche. Professore, un altro aspetto, il tuo articolo è denso di spunti, se tu hai ancora un po' di tempo te ne rubo un po', appunto. Certo. Perché tu fai un'altra annotazione molto importante che ci porta direttamente anche alla cronaca di quest'ultima settimana, no? Dicevo la riunione dello SCO e poi la parata in Cina per la vittoria. E la manifestazione di una vitalità politica, oltre che militare, fortissima da parte l'hanno chiamato il sud del mondo, non so bene perché, diciamo più che altro l'est del mondo. Però prima di arrivare lì, a me mentre parlavi prima, mi veniva in mente ciò che diceva il professor Tremonti tanto tempo fa, no? Adesso Tremonti si è fatto molto più buonino, mi sembra, però molto tempo fa il professor Tremonti aveva più volte sottolineato che l'origine di tanti guai, di quelli dei quali hai parlato anche tu finora, l'origine di tanti guai fu il fatto di ammettere paesi dove la manodopera costava niente e dove le tutele sociali e sindacali erano zero, come la Cina, e quindi si poteva produrre in maniera molto aggressiva a prezzi bassissimi, fottendosene dell'ambiente, scusami il termine, scusami la volgarità, però fregandosene dell'ambiente, fregandosene dei diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera, a metterli all'interno del WTO. L'entrata della Cina nel WTO ha significato il disastro per il resto del mondo. Allora mi veniva come controdomanda, ma non è che alla fine tanta bella retorica sulla libera circolazione delle merci, il libero mercato, eccetera, eccetera, ma se tu ti trovi a dover competere con paesi nei quali chi se ne frega dell'ambiente, chi se ne frega dei salari dei lavoratori, chi se ne frega dei diritti sindacali, io produco, inquino a costi bassissimi e posso fare una concorrenza spietata, oltre che sleale, diciamo ai paesi più evoluti. Noi ci abbiamo messo secoli per avere salari decenti, tutele sindacali, rispetto per l'ambiente, siamo arrivati a livelli direi buoni, arriva un concorrente così, ti sbaraglia fuori, allora era meglio tirar sul muro e quindi come dire, costringere la Cina a diventare come noi prima di essere ammessa nel mercato comune. O dico una stupidaggine? No, tu dici giusto, il problema è che noi non siamo stati obbligati a fare questa scelta qua, è stata una scelta fatta dalla finanza, perché la finanza, a differenza dell'economia reale, ragiona sul breve tempo e quindi ragiona sul fatto di come faccio ad arricchirmi il più rapidamente possibile e vado a cercare quelle soluzioni che mi consentono di arricchirmi il più rapidamente possibile, indipendentemente dalle conseguenze sociali, politiche ed economiche che queste mie scelte hanno. Mi ha colpito una scelta di Warren Buffett. Warren Buffett è un grande investitore, uno dei più grandi, prudenti, eccetera, perché ha investito recentemente molto nelle società giapponesi. E una delle motivazioni che lui ha indicato e l'ha spinto a fare questo investimento è stato che i dirigenti giapponesi, i manager delle aziende giapponesi, guadagnano molto meno di quello che guadagnano i manager delle aziende americane. E questo è il problema, perché se io ti assumo come dirigente di azienda e ti do uno stipendio molto alto e ti do 3 anni di tempo, tu in quei 3 anni lì ti devi giocare il futuro, fra virgolette, perché non sai se dopo 3 anni ti lasciano a casa o meno. Quindi la finalità dei manager americani è quella di massimizzare il più possibile il valore azionario dell'azienda in cui tu lavori, indipendentemente dalle conseguenze. Le conseguenze sono aumento della povertà, mica nel tuo paese, non nel paese cinese. Quindi, no, però io dico per assurdo, se te tiravi su il muro, cioè nessuna merce cinese entra in Europa, in Italia, quello che vogliamo, questi diciamo nel corso degli anni non avrebbero avuto sbocchi commerciali, avrebbero dovuto evolversi come ci siamo evoluti noi, o sbaglio? Però il problema è che tu vedi nel 1990 infatti. il reddito pro capite cinese era uno dei più bassi al mondo,
era uno dei più bassi al mondo, e stiamo parlando del 90, la caduta del muro di Berlino nell'89. È nell'89 che il mondo cambia, e Fukuyama scrisse quel libro La fine della storia, dicendo che la storia era finita. Francis Fukuyama, e tutti a osannare il fatto che la storia era finita e che al mondo c'era solo una potenza, che erano gli Stati Uniti. Ora figurati, tant'è che nel 95 venne fatta la World Trade Organization con la Cina che rimase fuori, poi la fecero entrare. Ricordiamoci che ci fu sempre con la Cina lo scontro con Chiang Kai-shek e la famosa Repubblica Cinese contro il comunismo cinese, insomma, quello che adesso è Taiwan. E allora questa situazione non interessò minimamente, figurati se interessava loro che si producesse con dei bambini senza nessuna assicurazione. Quindi il problema è stato quello di arricchirsi, e ripeto, più rapidamente possibile, perché chi ragiona nella finanza ragiona per domani mattina, non ragiona fra un anno. E quindi a te interessa arricchirti più rapidamente possibile, perché a quel punto tu hai in mano il potere, e avendo in mano il potere a te non interessa dei problemi sociali dei bambini, dei problemi sociali dei poveri del terzo mondo, cosa te ne frega a te? Quindi sostanzialmente è venuta meno una visione complessiva, che era la visione dell'Europa. L'Europa, a differenza degli Stati Uniti, è un sistema basato sul welfare, cioè sulla disoccupazione, su curare la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza. Negli Stati Uniti se ne fottono. Questa è la realtà dei fatti, perché il loro sistema è basato sul mercato. Se tu stai sul mercato e vinci, bene. Se non stai sul mercato e perdi, sono cavoli tuoi. Quindi adesso loro stanno scontando una filosofia di 30 anni, di 35 anni, stiamo parlando del 1990, no? L'anno in cui è caduto il muro di Berlino, l'anno dopo in cui è caduto il muro di Berlino, in cui per 35 anni questi hanno fatto quello che hanno voluto, fottendosene altamente di tutto il resto. E considera che il centro per la cooperazione di Shanghai è stato fatto nel 2001, non è stato fatto ieri, no, certo. È nel 2001 24 anni fa, però adesso sta assumendo un peso politico, militare, economico straordinario. Ma anche perché è Trump che lo fa, perché ti ripeto, come ho detto prima, se gli Stati Uniti 25 anni fa avessero fatto i dazi, non c'era nessuno che poteva dirgli di no, perché la loro forza militare, il loro potere complessivo era tale che costituiva una forma di ricatto non possibile da affrontare. Oggi che la situazione è cambiata e che se Trump dice all'India: se tu compri del gas russo io ti faccio un dazio del 50%, e Modi che cosa dice? Io preferisco che tu mi faccia un dazio del 50%, e a questo punto mi metto con la Cina e con la Russia. Cioè, con questa manovra tu la potevi fare, ripeto, 30 anni fa, quando avevi un potere forte per imporre le tue regole e le tue decisioni. Oggi non ce l'hai più. E poi c'è l'altro aspetto importante che tu sottolinei nel tuo articolo, che dal punto di vista delle relazioni internazionali, e qui ritorniamo appunto a Sco e Parata della Vittoria, cioè all'est del mondo che batte il pugno sul tavolo in maniera molto intelligente, molto soft, senza strafare, perché siamo tutti amici, è meglio il dialogo, bla bla bla, però insomma rimane che questi qui contano sempre di più. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, il dazio è un segno di guerra commerciale, ma guerra, no? Certo, tu oggi questa guerra non puoi permettertela di farla, puoi fare a quel pollo lesso che è l'Europa. L'Europa è un pollo lesso, cioè governato da questa von der Leyen, abbiamo parlato 1000 volte, che è una persona che è lì semplicemente perché avrà delle conoscenze, perché avrà dei poteri che la sorreggono, perché è ingiustificabile una figura così modesta, intellettualmente, povera di creatività al governo dell'Europa. Questa qua è una che non ha la minima idea di che cosa si debba fare.
e contemporaneamente hai una serie di soggetti che non sono significativi perché Macron è seduto sopra una polveriera. Merz ha un passato di presidente della BlackRock tedesca, quindi sono figure, fra virgolette, che non hanno dei pensieri politici importanti. Quindi è chiaro che il Trump può fare effetto sull'Europa, perché l'Europa si è chiusa gli occhi e ha seguito ciecamente gli Stati Uniti senza porsi il problema di e se succede qualcosa che alternativa abbiamo. Devi sempre prepararti una via di fuga, devi sempre prepararti una terza via. Noi non l'abbiamo fatto, questo è il problema. Abbiamo una politica che vive di sondaggi d'opinione, cioè abbiamo un sistema politico che vive dalla sera alla mattina, cioè io non posso leggere, questo per dire quello che scrivono i giornali, sì, e cioè che adesso le elezioni regionali il problema è, abbiamo detto Zaia, no? E questo facciamo per esempio, e i giornali dicono eventualmente si potrebbe disinnescare la miccia Zaia promettendogli la presidenza dell'ENI. Ora, ma come fai a dire cose di questo genere? Insomma, no? L'ENI è importante e per salvare un problema in Veneto offri a Zaia la possibilità di diventare presidente dell'ENI o di fare il ministro, ma qui stiamo giocando con la politica delle carte finte, insomma, no? Questo però dà l'idea del senso strategico che non esiste, che noi non abbiamo, cioè che l'Europa non esiste, quindi l'Europa è soggetta all'aggressività di Trump. E il terzo mondo se ne fotte, questa è la realtà, il terzo mondo se ne fotte, perché alla fine gli Stati Uniti cosa possono fare? Fanno i dazi, bene, allora l'abbiamo detto, le conseguenze dei dazi sono quelle che aumenteranno i costi interni, i tassi di interesse, eccetera. Vuoi riportare la manifattura indietro? Non lo puoi fare perché tecnicamente non è possibile. Quindi gli spazi di manovra degli Stati Uniti per abbattere il debito pubblico non ci sono, cioè questa è la realtà dei fatti. Quindi il problema qual è? Che i treasury bond americani, abbiamo detto, hanno dei tassi di interesse alti perché diminuisce sempre di più le persone che li vogliono comprare. Per cui tu che cosa fai? Devi continuare a emettere i treasury bond, e cioè devi continuare ad aumentare il debito pubblico americano che, come ho detto, sta crescendo più rapidamente del debito pubblico globale, a cui però facciamo anche questa considerazione, che sul debito pubblico globale incidono i debiti degli stati occidentali, come Francia, come Italia, come Germania, come Inghilterra, per cui in realtà noi siamo più indebitati rispetto a quello che è la Cina, rispetto a quello che è la Russia, rispetto a quello che è l'India. Questi paesi sono meno indebitati di noi, questa è la realtà, perché mentre noi viviamo di finanza, loro vivono di manodopera, vivono di economia reale, noi viviamo di finanza, loro vivono di economia reale, quindi è una sfida che se tu non la metti a posto, sei già finito, fai la fine di Forte Apache. Ecco, e arriviamo a questa metafora. Perché ti è venuta in mente questa metafora di Forte Apache? Io ho riassunto un po' grossolanamente il film all'inizio della conversazione, che va a finire male, no? Perché uno dice adesso vi spacco tutti e poi viene sconfitto brutalmente. Sì, cioè tu non riesci a capire il mondo in cui ti trovi e a fronte di un'azione nel film c'è Cochise, no? Nel film di John Ford, Forte Apache, no? Dove, come hai detto, c'è John Wayne, eccetera. In realtà il titolo sarebbe Il massacro di Forte Apache, perché poi il massacro di Forte Apache, e questo perché se lo vogliono loro, perché alla fine Cochise a un certo punto se n'era andato per conto suo nel film in Messico, eccetera, sì. No? E questo qua per vendicarsi vuole andare tutto sommato a combatterlo là dove è forte, e alla fine qual è? Che Cochise sostanzialmente fa fuori il reggimento delle giacche blu e il tenente colonnello interpretato da John Wayne, che sconsigliava il colonnello di andare a fare la guerra a Cochise perché
non c'era motivo, perché Cocis se ne stava tranquillo per conto suo, e invece di fare un accordo con Cocis, questo se n'è andato a fare la guerra. Che cosa succede? Succede che il colonnello col suo esercito vengono sconfitti. Ricorda un po' la tragedia di Little Bighorn con il generale Custer, e di fatto Cocis arriva al portino e perdona John Wayne, no? E non lo salva John Wayne e i suoi, no? Quindi con questa azione uccide il colonnello folle che aveva voluto andare a fare la guerra senza capire com'era la situazione, non ha fatto nessuna analisi strategica, ha detto io sono più forte, vado là, vinco, ed è rimasto sconfitto. Quindi la realtà, come io dico alla fine del titolo, speriamo di non fare la fine dei soldati di Forte Apache, anche se il colonnello che va a combattere contro Cochise si chiama Turner e inizia con la stessa consonante con cui inizia Trump. è poco diciamo, promette poco bene questa cosa, dici promette tu. Poco bene questa roba qua. Allora professore, io ti ringrazio perché abbiamo fatto un'analisi veramente a tutto tondo. Ti cito solo un messaggio tra quelli che sono arrivati da parte di un ascoltatore, Edoardo, che scrive: l'analisi su debito pubblico tra paesi europei e Stati Uniti è superficiale. Gli Stati Uniti hanno una moneta propria usata per pagamenti internazionali dalla fine della seconda guerra mondiale. Gli europei, Unione Europea, hanno solo l'euro e non monete nazionali. Chi detiene la moneta, Stato sovrano, gestisce. Chi non ha moneta nazionale, per esempio l'euro, subisce. Tutto vero, però mi pare che il fatto che gli Stati Uniti abbiano il dollaro in un contesto internazionale come quello che si va delineando non sia proprio rassicurante, perché come Modi ha detto dei dazi me ne frego, può anche a un certo punto domani dire della moneta internazionale dollaro me ne frego perché ne abbiamo un'altra. Allora, il discorso è vero ed era vero fino a 20 anni fa, d'accordo? Ora il dollaro è passato dall'essere una moneta di rifugio delle banche, eccetera. Allora bisogna andare a leggere queste cose qua, e cioè le banche stanno lentamente destituendo i depositi in dollari, e la svolta Shanghai ha chiaramente detto che vogliono procedere a un processo di de-dollarizzazione, e questo è un problema. Il dollaro si sta indebolendo lentamente, ma si sta indebolendo. No, anche quindi perché sbaglio, professore, perdonami. Il problema loro è il dollaro, perché il paradosso è questo, che tu hai una moneta che ti ha reso forte, però questa moneta oggi è meno forte, tu non puoi fare più l'uso che facevi della moneta 20 anni fa, quando tu la imponevi a tutti. Oggi non la puoi più imporre a tutti. La Cina sta riducendo le riserve in dollari, il Giappone sta riducendo le riserve in dollari, e quindi la Russia sta riducendo le riserve in dollari, le banche centrali stanno riducendo le riserve in dollari. Quindi il dollaro, nel momento in cui l'economia che rappresenta perché una moneta è funzionale alla ricchezza del paese che usa quella moneta lì. Una moneta è forte quando lo Stato che usa quella moneta lì è uno Stato forte, ma se lo Stato diventa debole, la moneta che esprime quell'economia diventa a sua volta debole. Questo è del tutto evidente. Quindi pensare di poter risolvere i problemi col dollaro, gli stessi americani stanno cominciando a capire che non si può fare. Beh, questo è molto chiaro. L'ultima cosa, professore, poi ci salutiamo, e ti ringrazio davvero per questa ampia ma interessante analisi che hai fatto, concentrando una quantità di spunti e di temi veramente interessanti. L'ultima cosa, così forse un po' più leggera, però ho sott'occhio questa notizia che apre l'home page in questo momento di Prima Comunicazione, Prima Online. Trump ha riunito alla Casa Bianca i chief executive officer delle più grandi aziende tecnologiche, le big tech, i big della Silicon Valley, da Mark Zuckerberg a Tim Cook e tutti gli altri. Un lunghissimo elenco di personalità, di capi impresa delle cosiddette aziende appunto tecnologiche, Meta, Apple, Microsoft, ma non solo. Assente Elon Musk, ex amico. E ha detto avete fatto un grande lavoro.
che tipo di lavoro avranno fatto questi big chief executive delle varie Apple, Meta e Microsoft, secondo te? È quella lì la strada per riportare la produttività americana in auge? Loro hanno contribuito a innalzare la quota tecnologica degli Stati Uniti rispetto agli altri paesi, con la Cina sempre di meno. Il problema è stato che sono molto sovrastimate in borsa le aziende tecnologiche, e c'è chi comincia a parlare di una bolla delle azioni tecnologiche delle aziende americane. Ora, il problema è che questo rappresenta la parte più importante oggi dell'economia americana, mentre la parte manifatturiera è significativamente ridotta rispetto, basti pensare che la manifattura, che era il 50% dell'occupazione 50 anni fa, 40 anni fa, oggi è il 10% l'occupazione nella manifattura, che è diventata occupazione nel settore dei servizi e nel settore tecnologico. Quindi il settore tecnologico è il settore di punta oggi degli Stati Uniti, mentre però personalmente non credo che riesca. Due cosette, perché a proposito che abbiamo accennato prima. Perché a proposito di questo, che grande lavoro avete fatto, ha detto il presidente Trump a Microsoft, Google, bla bla bla, e ha detto a breve arriveranno anche qui dazi molto forti sui semiconduttori per computer in arrivo negli Stati Uniti. Applicheremo dazi molto presto. Anche qui mi viene da sospettare che forse non è la strada proprio giusta, no? Apple ha già cominciato a fare assemblare i suoi telefonini dalla Cina all'India, ma nel momento in cui Trump fa i dazi all'India, no? Il CFO di Apple, non mi ricordo come si chiama, Tim Cook ha chiaramente detto: noi non possiamo fare gli Apple negli Stati Uniti, perché se li facciamo negli Stati Uniti costerebbero $4.000 e con $4.000 non li compra più nessuno, o perlomeno non li comprano nella misura in cui li stanno comprando adesso. Queste sono le dichiarazioni di Tim Cook, cioè i tuoi microprocessori, e qui il problema diventa: avete fatto un grande lavoro, i dazi che io faccio sostanzialmente aumenteranno il prezzo dei vostri prodotti, e aumentando il prezzo dei vostri prodotti, quanto aumenteranno e a quale livello aumenteranno, facendo rischiare il volume delle vendite? È questo il problema. Allora, chiudo con un siparietto che viene raccontato sempre in occasione di questa riunione fra Trump e i chief executive delle aziende tecnologiche. C'è stato un siparietto con Mark Zuckerberg, Facebook e WhatsApp. Preso in contropiede da una domanda che gli viene fatta a Zuckerberg sulla libertà di parola in Gran Bretagna, perché non tutti sanno che, come recita la settimana enigmistica, non tutti sanno che la polizia inglese arresta, il numero è pazzesco, 30 persone al giorno, 30 al giorno arrestate in Inghilterra per reati di opinione sui social media. C'è un caso che tiene banco in questi giorni, quello del comico Graham Linehan, che è stato messo in cella per dei tweet sui trans, ma una battuta niente affatto offensiva, era una battuta. È stato messo in cella, e il bello è che 12.000 persone all'anno vengono indagate per post offensivi, ma 30 al giorno finiscono in galera. Allora, un giornalista americano ha chiesto a Zuckerberg: avete qualche problemuccio con la libertà di espressione in Gran Bretagna? E prima che Zuckerberg potesse rispondere è intervenuto Trump, che lo ha aiutato, gli è corso in soccorso dicendo: beh, guarda, questo è l'inizio della tua carriera politica, da lì la battuta, e la questione è stata bellamente ignorata. Questo è un siparietto interessante che la dice lunga su che tempi viviamo, no, professore? Sì, abbiamo un processo di blocco delle informazioni, ma lo vediamo anche nel nostro paese, insomma, no? Tu hai dei giornali che, come abbiamo detto all'inizio, praticamente hanno trascurato lo SCOI a Shanghai, insomma, no? Abbiamo dei giornali che si vanno a vedere le stupidaggini, ma le cose importanti non le dicono, insomma, no? Quindi la stessa posizione che hanno assunto
nei confronti della scalata di Mediobanca, di Generali e del fatto che il governo entra, come di cui abbiamo parlato la volta scorsa, insomma, no? Cioè, queste cose poi non è che vengono ricordate dai giornali. Qui abbiamo una situazione, mi ha colpito una cosa, poi lascio, un articolo, leggevo questa notizia, che Minzolini, che era stato direttore del TG1, ha fatto sul giornale un articolo di accusa a Trump, no? E l'articolista, riprendendo questa accusa che lui aveva fatto a Trump, si diceva: ma a questo punto quanto durerà la posizione come giornalista di Minzolini al giornale? Allora questo è significativo, nel momento in cui tu critichi Trump, io ti taglio fuori come giornalista, per cui tu devi dire che Trump è un bravo ragazzo e fa il bene di tutti. Ma ormai il livello di tolleranza delle opinioni nel settore giornalistico e nelle varie testate si avvicina sempre più allo zero, ed è una cosa tragica. È così, questo secondo me è la cosa molto grave. Vabbè, professore, io ti ringrazio perché come al solito ho abusato un po' del tuo tempo, ma credo ne sia valsa la pena e credo che lo pensino anche gli ascoltatori. Per te e per gli ascoltatori. Certo. Grazie al professor Fabrizio Pezzani, buona fine di settimana, professore. Grazie a tutti voi.